Si è svolta la quinta Charter Night, organizzata dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, un momento di solidarietà e di amicizia per festeggiare i 5 anni di nascita del club, attualmente presieduto da Gioacchino Cimino. Una cerimonia che ha avuto anche come programma la donazione di un borsone con un materiale di primo soccorso alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Agrigento, rappresentata per l'occasione da Angelo Vita. Alla cerimonia erano presenti i massimi vertici del Lions, il presidente della 10ª circoscrizione Giacomo Cortesi, il presidente Zona 26 Giuseppe Caramazza, il sindaco della città Sabrina Lattuca, il parroco di Realmonte Don Fabio Martorana, il presidente nazionale del SOSAN Francesco Pila, a cui è stato anche consegnato un Melvin John Fellowship. Nel suo discorso il presidente Cimino ha sottolineato come le attività del service siano state caratterizzate dalla solidarietà, dall'aiuto al prossimo, esprimendo gratitudine per i soci del club, per il loro spirito di servizio, per realizzare un programma verso la comunità e verso i più bisognosi. È un onore per me poter presiedere questa serata, l'importante cerimonia di festeggiamento del compleanno del nostro tanto amato e voluto Club Lions. Un club che 5 anni fa alcuni di noi abbiamo deciso di fondare, puntando su principi che già ci univano, l'amicizia e il rispetto. È stato facile trovare subito una comunità di intenti su questi valori e su tali pilastri e su quelli della solidarietà e dell'etica e dello spirito lionistico. Abbiamo iniziato così questo cammino. Eravamo 20 soci all'inizio di questa straordinaria avventura, oggi siamo in 38, tutti carichi e vogliosi di poter esprimere i predetti valori nelle iniziative e nelle attività che costantemente ci troviamo ad affrontare. Diceva Alberto Moravia, le amicizie non si scelgono per caso, ma secondo le passioni che ci dominano. E noi siamo assolutamente dominati e ci siamo scelti per la gioia di stare insieme. Il desiderio di essere Lions nel rispetto di questi valori lionistici che ci contraddistinguono, nel rispetto di ciascuno di noi come persona, Lion, amico, fraterno. L'amicizia e il rispetto sono dunque, più in generale, valori fondamentali per la costruzione di comunità forte e coese. L'amicizia ci offre un sostegno emotivo e duraturo, basato sulla fiducia reciproca e sull'accettazione incondizionata. Il rispetto ci invita a riconoscere e valorizzare la dignità e i diritti di ogni individuo, creando così una società fondata sull'equità e sull'armonia. Vi voglio ringraziare nel vero senso della parola, perché qua sono con degli amici. Ho rivisto, abbiamo fatto un servizio qualche anno fa con l'amica e le parole che tu hai detto, il discorso che hai fatto, veramente vedo diversi amici, perché quella sera ci siamo divertiti, è come se io li conoscessi da sempre, e anche questa sera vedo tante persone e tanti amici, perché questi sono i veri sentimenti del club service, in questo caso del Lions, perché cosa più gradita e più bella, diciamo, speriamo con i dovuti scongiuri di non doverlo mai utilizzare, però è un segno concreto, e queste sono quelle cose che certe volte si parla, si dice, ma la realtà dei fatti è questa, e veramente vi voglio ringraziare a nome mio personale di questa promessa che avevate fatto tempo fa e a nome di tutta l'associazione, col piacere e l'onore di rappresentare. Cari amici Lions, dovete sapere che la Charter è una festa fondamentale, importante per il club. Non si festeggia il presidente, non si festeggia l'anno sociale, ma si festeggia il club. E perché si festeggia il club? Perché occorre ricordare per tutti quanti, a tutti i soci, l'importanza del club, che oltre a essere il cuore pulsante del Lions International, è il cuore pulsante della vostra realtà e diventa anche il cuore pulsante della comunità dove operate. Io questa sera, caro Gioacchino, si respira un po' di magia. Questa sera, non so voi, io mi sono un po' emozionato, ho ascoltato queste parole, amicizia, fraternità, cammino alla ricerca della bellezza, quello che vi ha dedicato il sindaco. Vedete, ognuno di voi quando è venuto a parlare
ha trasmesso un messaggio, e di solito chi parla a braccio, come un po' faccio io, quindi vado per esperienza mia personale, imposta il proprio discorso in base al contesto. E tutti voi avete regalato delle parole bellissime questa sera. Le regalate Don Fabio, la regalata l'amica Sabrina, l'amico Francesco e il nostro Presidente anche. Il Presidente ha parlato di amicizia, di fiducia, di rispetto, di dignità. Li leggo perché non voglio dimenticare nessuna parola, perché sono parole importantissime. Ha parlato di valori, ha parlato di legami. Che cosa avete costruito? Voi avete costruito questo in questi 5 anni, caro Gioacchino. L'hai costruito tu con tutto il club, e hanno costruito in questi 5 anni i past presidenti.